Di fronte all'ampio e diversificato panorama delle paure umane, la parola di Dio è chiara. Chi teme Dio non ha paura. Il timore di Dio, che le Scritture definiscono come il principio della vera sapienza, coincide con la fede in Lui, con il sacro rispetto per la sua autorità sulla vita e sul mondo. Essere senza timore di Dio equivale a mettersi al suo posto, a sentirsi padrone del bene e del male, della vita e della morte. Invece, chi teme Dio avverte in sé la sicurezza che ha il bambino in braccio a sua madre. Chi teme Dio è tranquillo anche in mezzo alle tempeste, perché Dio, come Gesù ci ha rivelato, è Padre pieno di misericordia e di bontà.